Al Tancredi Berenghi vince la Lodigiani 2-4 nel segno del suo bomber Picci. Per il Vigovaro arriva la prima sconfitta stagionale nel primo big match della stagione. Big match che può dire tantissimo nel girone B. Parte bene il Vigovaro, Prosperini serve Copponi che di prima intenzione prova la rasoiata vincente, il pallone finisce di poco largo. Risponde la Lodigiani poco dopo con Chris Cuolo su questo calcio di punizione, palla fuori. Sempre per D'Arancio, Canciani serve Prosperini, conclusione altissima della numero 8. Alla 30esima arriva il gol che sblocca il match. Ilari anticipa tutti sul calcio d'angolo di Modugno e fa 1-0. A Capitano però risponde Capitano. 5 minuti dopo Picci su calcio di punizione beffa Maiorani e fa 1-1. Imperfetto il numero 1 di Solimina. Poco prima del duplice fischio il numero 9 cerca di replicare il calcio di punizione con la portata a segno, questa volta però Maiorani la tiene lì. Nella ripresa Copponi batte subito il calcio di punizione per Ilari che se la sposta sul destro, conclude forte, palla alta. Alla 12esimo del Signore cambia tutto per Picci, controllo, palleggio e diagonale vincente. La Lodigiani la ribalta, è 1-2. Il Vigovaro non c'è e al 26esimo arriva anche l'incornata vincente di Dinezza sul calcio d'angolo di Criscuolo, 1-3. Vigovaro completamente in bambola. Prova però a reagire minuti dopo con Mancini che pesca in aria Travaglini sul più bello, trova Scardella che salva tutto sulla linea di porta e festeggia come se avesse segnato un gol. Picci fa correre Virdis, entra dentro l'area di rigore, viene tamponato da Villa, calcio di rigore e cartellino rosso per il numero 5 di casa. Sul dischetto Picci spiazza il portiere e fa 1-4, tripletta del bomber di Pace e pallone portato a casa. In extremis Ilari guadagna questo calcio di rigore su Scardella. Prioteasa si prende il pallone e rende meno amara la sconfitta, vince la Lodigiani.